Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qua nuovamente per un altro giro, altra corsa con la nostra mongolfiera. Oggi gireremo un po' i cieli d'Europa. Per questa settimana ci fermiamo solo in Europa. Con me, a girare con me, ci sarà Rossella. Buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, bentornati a tutti i nostri affezionati ascoltatori. Mi stavo chiedendo se la mongolfiera ha la poppa, in questo caso mi auguravo che avesse il vento in poppa, però forse la mongolfiera è rotonda, quindi non ha una poppa. Esatto, il cestello è quadrato, quindi è difficile capire qual è la direzione. Forse lo chiederemo dopo ai nostri matematici che ci ascoltano, che con le formule matematiche ci diranno qual è il dritto e qual è il rovescio. Va bene, vi ricordiamo che c'è sempre la nostra petizione da firmare sulla pettorina ai cacciatori, esatto, su change.org, e c'è il link nella nostra pagina della radio, su Facebook, eccetera. Esatto. E le firme servono insomma, a sostenere, a invitare i consiglieri regionali a votare questa proposta, questa mozione presentata da alcuni consiglieri regionali per permettere l'identificazione dei cacciatori, in modo che in caso di incidente malaugurato, ma purtroppo accade, questi possano essere identificabili. Bene, quindi firmate, iscrivetevi alla nostra pagina, sia di Facebook, tutte quante dei vari social, Twitter lo guardiamo poco però, no Rossella? Twitter è un po' il figlio dimenticato. Twitter e YouTube. Passiamo al primo pezzo, però è un pezzo di Nina Hagen, un live di Nina Hagen, però il mio tedesco fa acqua da tutte le parti, quindi lo puoi annunciare tu, Rossella? O lo facciamo annunciare direttamente ai nostri ospiti, sì, dai, con perfetta pronuncia tedesca. Vai. Du hast den Farbfilm vergessen, da Nina Hagen. Perfetto. Grazie. No, è partito. Sentiamo. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alle tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bauch. So lau entlud sich mein Leib ins Himmelblau. Oh, böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter seine Hand. Micha, mein Micha, und alle tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr war. Zu Haus und such die Fotos fürs Fotoalbum aus. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich frech in Mini, Landschaft ist auch da. Aber wie schrecklich, die Tränen kullern heiß. Landschaft und Nina und alles nur schwarz-weiß. Micha, meine Micha, alles tut so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh.
benvenuta Nina Aghe a Radio Nostra. Con noi, oltre Nina Aghe, abbiamo Alice e Julian. Buonasera. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Buonasera. Ciao, grazie a voi per Buonasera. essere montati nella nostra mongolfiera. Siamo ad Amburgo, lo potete vedere dallo slide. E siamo proprio sopra ad Amburgo. Adesso vediamo qual è il tetto dove ci caliamo con la mongolfiera, vediamo un po' se riusciamo, ma è un po' tutto umido, ha nevicato? Ieri si è nevicato un po'. Vedo che i tetti sono tutti un po' bagnati e quindi no, non lo so se scendiamo oppure restiamo. Allora, come va là? Qui va tutto bene, Sì, va bene. almeno qui ad Amburgo per il momento la situazione Covid è abbastanza sotto controllo. Avete il Green Pass GG? Doppia G? Noi siamo 2G, sì. Sì, siamo 2G. Che allora, ma visto che siete matematici, scusatemi una battuta, ma se siete 2G e 2G, fate un 4G? No, siccome prima si parlava di matematica pura, più pura di questa. Invece io ieri leggevo la seguente battuta: 2 e 2 fa 4 o fa 22? Dipende. Bravo Giulia. Bravo. Vogliamo alti, come vedete. Allora, noi abbiamo chiamato Alice, che insegna matematica all'Università di Liverpool, e Julian, che insegna matematica all'Università di Amburgo, perché si è parlato molto anche in Italia dell'addio di Angela Merkel, l'addio definitivo dopo 16 anni di governo. Per noi italiani, che abbiamo i governi che durano lo spazio di un mattino, addirittura, non so se ti ricordi, già a un certo punto si parlava di governo balneare. Sì, certo. Quindi che durava proprio quei pochi mesi. Beh, Spadolini, no, è stato uno di quelli che faceva Ecco. i governi. E quindi insomma ha molto colpito in Italia il fatto che questa signora abbia condotto con mano ferma, diciamo, il governo per ben 16 anni, e abbiamo anche visto così una cerimonia molto particolare. E ci volete un po' raccontare qual è stato il sentimento con cui così lei ha definitivamente chiuso la sua esperienza di governo? Sì, è una questione difficile perché erano 16 anni lunghi e molte cose hanno capitato, ma credo che per molti è un certo sentimento di come si chiama? Forse un po' di nostalgia, un po' di tristezza, perché era un lungo tempo di Merkel, ma è difficile perché per molte persone Merkel significa cose molto diverse. La situazione con la crisi dell'euro era molto diversa dalla situazione con i rifugiati, e in una situazione lei faceva molti nemici sulla destra e nell'altra situazione molti nemici sulla sinistra. Ma anche credo che molti in Germania hanno rispetto per lei. Credo che il rispetto se lo sia guadagnato sul campo, e anche a confronto con altri leader europei sicuramente ha dimostrato, cioè questo fatto, come dici tu, che aveva a volte nemici a sinistra, a volte a destra, vuol dire che comunque ha governato con indipendenza e anche seguendo più l'interesse del paese, dei cittadini, che non così. Più o meno. Beh, sicuramente durante la pandemia ha fatto delle scelte anche coraggiose rispetto Sì, durante la pandemia
si poteva vedere che lei era una persona intelligente, una persona con un'educazione scientifica, e che era difficile per lei di convincere altre politici che forse non capivano, forse non volevano capire cosa doveva fare. Certo. Sul fronte dei rifugiati credo che sia stata abbastanza coraggiosa anche lì, no? Rispetto... Sì. Nel senso, cioè, per carità, c'era anche un motivo legato alla necessità di manodopera che ancora la Germania ha molto forte, no? Quindi... Sì, e la sua parola era sempre lo possiamo fare, wir schaffen das. Il suo motto. Il suo motto, sì, in questa situazione. E credo che aveva ragione. E invece qual è l'aspetto, secondo te, Giulia, che sei cittadino tedesco comunque, l'aspetto più criticabile, diciamo, della sua azione politica? Il clima? Sono molte. Sì, il clima non ha fatto molto per migliorare la situazione del clima, e il governo prima di Merkel era con i democratici sociali e i verdi, e avevano fatto un sacco di cose per iniziative anche di contributi. Sì, e il governo Merkel non ha fatto molto. Quindi sul versante, sì. Yeah. Però insomma, vabbè, adesso vediamo questo nuovo governo che in Italia chiamano governo semaforo. Sì, ma forse anche in Germania viene chiamato governo semaforo, vero? In Germania Ampel. Sarà interessante, ma ciò che è molto interessante è che il cancelliere nuovo, Scholz, lui durante le elezioni lui voleva sembrare molto simile a Merkel, nonostante che lui è in un partito diverso. Lui è della centrosinistra, lei è della centrodestra, ma lui voleva essere il successore naturale di Merkel, e funzionava. Il popolo lo credeva, ma credo che loro due, Merkel e Scholz, si rispettano. Sarà interessante. Il più interessante dettaglio recente del nuovo governo è che oggi hanno deciso, o hanno detto che il nuovo ministro della salute, come si chiama, sarà un Karl Lauterbach, che è un dottore e anche ha un dottorato in salute pubblica è un esperto dell'epidemiologia, e durante il Covid lui era molto attivo di raccontare, di comunicare molte cose sulla pandemia, ma anche di demandare di avere mezzi più risorse per combattere il virus, ma con molta competenza. Quindi un ministro della salute che è anche medico e specializzato con un dottorato in salute pubblica, abbastanza interessante, perché una delle critiche che si fanno spesso in Italia è che i ministri non hanno competenza nell'ambito di cui si devono occupare, per cui è vero che si può studiare, però... E anche la terza ministra della difesa donna. Sì. La terza di seguito. La terza di seguito. Sì, magari sì. Purtroppo la difesa temo che abbia a che fare con le armi, e quindi vabbè.
Ma e adesso? Allora, perché in Italia arrivano notizie abbastanza allarmanti. Ah, ecco, volevo dire che comunque abbiamo avuto un brivido di orgoglio nazionale, perché uno dei giorni scorsi Merkel ha detto, parlando della pandemia, magari la situazione da noi fosse come in Italia. Allora, siccome noi di solito siamo il paese bello, dove si mangia bene e dove non funziona un tubo, ecco, essere citati così da Merkel. C'erano su tutti i giornali, è stata ripresa varie volte. Ci sono molti più vaccinati in Italia e questo fa una grande differenza. Aspetta, ecco, come mai in Germania? Perché siete partiti alla grande e dopo però diciamo c'è stato un rallentamento, no, nelle vaccinazioni. Come mai che i tedeschi sono un po' tutti, no? C'è sempre questo sentore del tedesco che segue le regole a tutto spiano. Come mai questa... Allora, prima di tutto bisogna dire che a differenza dell'Italia c'è una grande differenza nei länder, cioè quindi differenze geografiche nella quantità di persone che sono vaccinate. Quindi, per esempio, noi siamo nel nord-ovest che ha una percentuale di vaccinati molto simile all'Italia, mentre per esempio l'est della Germania, quindi la vecchia Germania dell'est, e anche il sud hanno percentuali di vaccinazioni molto più basse. Sì, credo che c'è una mancanza della fide sul governo. Fiducia? Non credo, no. Sì. Fiducia, sì. Sì, manca la fiducia e molte persone per ragioni diverse non si curano e non vogliono essere vaccinati perché qualche sono della destra e non credono nel governo o nella scienza. Della scienza, qualche seguono le notizie propaganda di Telegram, della Russia per esempio, ma qualche sono delle sinistre, delle esoterici che non credono che le grandi compagnie di farmacia sono buone e credono che la vaccinazione soltanto è cosa di fare i soldi, guadagnare i soldi per grandi ditte. E sono molte zone diverse e c'è un grande problema. È anche vero che qui in Germania la prima ondata del Covid è stata molto meno disastrosa che in Italia, forse anche quello ha avuto un effetto in Italia nel convincere le persone a vaccinarsi. Sì. Perché in effetti la motivazione di chi non si vaccina in Italia sono simili a queste che ha appena detto Julian, però per fortuna con percentuali molto basse, anche se molto rumorose, diciamo, sono delle minoranze molto rumorose che si fanno sentire. Però invece dal punto di vista dell'organizzazione, diciamo, della sanità pubblica, è andata bene? Cioè chi voleva vaccinarsi ha trovato il vaccino, ha potuto vaccinarsi senza problemi o no? Sì, noi ci abbiamo messo un po' di più che in Italia, però alla fine tutti quelli che volevano vaccinarsi, magari un po' più in ritardo, però entro la fine di agosto le persone erano convinte erano già vaccinate. Quindi va bene. Allora un'ultima cosa, perché abbiamo aperto con Nina Hagen e c'è un motivo. Sì. Ecco, adesso vogliamo che ce lo spiegate perché ci raccontate un po'. L'addio di Angela Merkel è stato con una cerimonia che si chiama Zapfenstreich, der große Zapfenstreich. Va bene, ci crediamo. Che è una cerimonia militare in cui c'è una grossa banda militare che fa una presentazione, una piccola marcia per arrivare,
con la presentazione dei fucili, e poi suona delle canzoni, quindi è una banda a fiati. Perché... Sì. E la persona che viene, questa è una cerimonia molto rara, la persona che viene celebrata in questo modo ha il diritto di scegliere 3 canzoni, che di solito sono canzoni molto così, molto famose, molto, per esempio... Musica classica, musica ecclesiastica. L'inno europeo. Sì, l'inno europeo per Helmut Kohl, per esempio. Poi qualcuno aveva scelto Sinatra, My Way. Sì, My Way per Gerhard Schröder. E Angela Merkel ha fatto questa scelta molto interessante, che ha fatto un po' di scalpore qui in Germania, che è questa canzone... Du hast den Farbfilm vergessen. Che vuol dire hai dimenticato il rullino a colori per la macchina fotografica. Ed è una canzone che ha avuto moltissimo successo soprattutto nella Germania dell'Est negli anni 70, e che ricorda un po' forse anche un po' questo fatto che nella Germania dell'Est non c'erano tantissime cose, forse il rullino a colori era un po' una cosa di lusso che non si comprava proprio per le foto di tutti i giorni. Ok. Ed è, allora, spieghiamo la canzone. La canzone è su questa coppia che va in vacanza a Hiddensee. Hiddensee, che è un'isola nel mare del Mare Baltica. Nel Mar Baltico. E lei è arrabbiatissima con il suo fidanzato che ha dimenticato il rullino a colori, e così ci sono dei panorami bellissimi, il mare blu, l'erba verde, eccetera. E lei è arrabbiatissima perché lui ha dimenticato il rullino e quindi nessuno gli crederà che era così bello come possono vedere. E quindi è una canzone un po' buffa, anche secondo Nina Hagen, anche secondo lei che la cantava, la considera così un testo molto buffo. E infatti quando le hanno detto che Angela Merkel aveva scelto questa canzone, lei all'inizio pensava che fossero fake news. E invece era vero. No, però effettivamente rende bene probabilmente il clima così un po' cupo, no? Molto povero, con poche merci, con pochissime cose, che si respirava nella Germania dell'Est. E ricordiamo appunto che Angela Merkel è nata nella parte comunista, e purtroppo, lo dico comunista fra virgolette, insomma era sicuramente una dittatura e aveva, credo, perso molto di quello che doveva essere l'aspetto sociale e di solidarietà, così, no? Col tempo, e quindi è molto carina questa cosa. E quindi questa cosa ha fatto scalpore, un po' perché la canzone è buffa, un po' perché Nina Hagen poi è diventata, forse non lo era ancora negli anni 70, era un po' presto, ma poi negli anni 80 è diventata proprio punk. E anche perché Angela Merkel di solito non parla molto, non parla molto delle sue origini nella Germania dell'Est, è sempre stata molto così. Sì, questa è una canzone della sua gioventù, e quando lei ascoltava la canzone c'era una lacrima nell'occhio. Aveva gli occhi lucidi, sentimentale, un momento un po' sentimentale e un po' interessante, perché credo che è molto, molto diverso che le canzoni normali per questa cerimonia. Mi anche hanno detto che era molto difficile per la banda. Per la banda suonare un pezzo così. Fare un adattamento per fiati è stato molto difficile. Sì. Va bene, bello. Io mi ricordo che l'unica orchestra banda che non aveva solo i fiati era quella con Woody Allen che correva dietro col violoncello, che si sedeva su prendi i soldi e scappa. Va bene. E beh, grazie per queste notizie da Amburgo. Grazie a voi. Grazie a voi. Rossella, ci riprendiamo la mongolfiera? Riprendiamo la mongolfiera, poi sti tetti scivolosi con un po' di nevischio qua, no, non va bene. Sembrano un Torniamo po'... a una latitudine più
Meek. Sembrano un po' i tetti dei spazzacamini di Mary Poppins. Va bene. Grazie mille. Grazie mille. Buon viaggio allora. Grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie. Linee che uniscono punti da cui nascono linee. De Chirico, l'ho scoperto con te quando studiavi architettura. Sì, si parla ancora di te, tra biscotti e prospettive. Lo so che la prospettiva non è una via di fuga. Dimmi che sei passata a cercarmi e non mi hai trovato, ma mi cerchi ancora, noi ci cerchiamo ancora. Mi manca l'aria, mi manca da morire, mi sento soffocare. Mi affascina la distrazione, la consapevolezza di poter cambiare, perché è questione di prospettive, solo di prospettive. Ferrara e Monaco sembrano la stessa città, ci avevi preso, somigliamo tutti o quasi tutti a manichini. Sì, parlami ancora di te, sulle scale in biblioteca. Lo so che la paranoia è la realtà più stretta e appiccicosa. Dimmi che sei passata a cercarmi e non mi hai trovato, ma mi cerchi ancora, noi ci cerchiamo ancora. Mi manca l'aria, mi manca da morire, mi sento soffocare. Mi affascina la distrazione, la consapevolezza di poter cambiare, perché è il tempo che poi ci ruba tutto, ed è il tempo che dà la vita in fondo. La vita in fondo. Perché è questione di prospettive, solo di prospettive. Questione di prospettive, Galileo ancora con noi, è sempre un ospite gradito con i suoi brani, con la sua musica. E da Amburgo siamo scesi, sì, però è sempre freddino anche qua, no, Rossella? Sempre freddo, Anche sono un qua, po' delusa. anche Ecco. qua non c'è il sole da 8 giorni, mi pare che manchi. Anche qua i tetti sono un po' umidi. Qui siamo al nostro secondo ospite, eccolo qua, siamo a Zurigo. Buonasera Zurigo. Maurizio. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, bentornato. Grazie. Un amico di Radio Nostra, un viaggiatore anche lui sulla mongolfiera, con noi ogni tanto sale, e per raccontarci qualcuno dei tanti libri che legge. E cura anche un blog, Maurizio, che noi mandiamo su YouTube, così se qualcuno ha voglia di scoprire altre cose. E di quale libro ci parli stasera? Bene, stasera vi presento un libro che è perfetto per la rubrica del mio blog Libri nascosti, perché è un libro che è stato nascosto per più di 80 anni. Andiamo a Madrid con Luisa Carnés, che era una giornalista di origini operaie, nata da una famiglia operaia a inizio del 1900, è nata nel 1905, ha lavorato come operaia e poi dopo aver lavorato come operaia si è impiegata come cameriera in una sala da tè di Madrid. Da questa esperienza ha scritto il suo libro Tea Rooms, operaie della ristorazione,
che fu pubblicato in Spagna nel 1934 e subito dopo dimenticato. La Carnés andò in Messico, si rifugiò in Messico a seguito della sconfitta dei repubblicani e in Messico morì prematuramente. Questo libro fu appunto dimenticato fino a che nel 2016 in Spagna è stato riscoperto e finalmente nel 2021 è stato tradotto in italiano dalla casa editrice Alegre nella collana Working Class. Questo libro racconta, ispirandosi alla storia vera di Luisa Carnés, racconta la storia di Matilde, che è una giovane ragazza di famiglia molto povera che cerca lavoro in questa sala da tè, in questa pasticceria, e qui racconta la sua vita assieme a quella delle sue compagne e dei suoi compagni di sventura. Quindi siamo a Madrid, siamo negli anni 30, abbiamo un gruppo di operaie che lavorano come cameriere in questo negozio e ci sono le diverse personalità. C'è quella che sogna il principe azzurro, c'è l'altra che pensa a divertirsi, spensierata, c'è quella che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Poi c'è la collega un po' più matura, che sarebbe quarantenne, ma ha già abbandonato i suoi sogni, è già disillusa, quindi tira veramente la carretta, tira avanti per portare i soldi in famiglia. E ci sono anche degli uomini, come per esempio l'italiano anziano scappato in Spagna per fuggire da Mussolini, che al tempo stesso è preoccupatissimo per il figlio che continua a resistere contro il fascismo italiano. Oltre a questi personaggi ci sono i due, capi, c'è la responsabile del negozio, della sala da tè, e c'è poi il vero e proprio proprietario che, riempiono di angherie, riempiono di soprusi. Oggi parleremmo di mobbing, ma ai tempi ovviamente non si usava, schiavizzano quasi questa classe operaia. Ora, dov'è il bello di questo libro, l'interessante di questo libro? Il fatto che negli anni 30 quindi in Spagna si cominciava ad avere una coscienza sociale. Nel libro ci sono delle organizzazioni di sciopero, dei tentativi di sciopero, quindi si parla di questi temi, mentre in Italia noi eravamo in pieno fascismo. C'è una consapevolezza femminista in Matilde. Matilde insiste per i suoi diritti, non si piega, e anche qui, se noi paragoniamo la situazione con la situazione in Italia, troviamo tutt'altro scenario. Ricordiamoci che in Italia, per esempio, mia nonna in quegli anni cominciava ad insegnare, non aveva diritto di voto, non poteva scegliere il libro di testo, insomma stiamo parlando di donne di realtà completamente diverse. Al tempo stesso, quello che mi colpiva di questo libro alla fine della lettura è che mi sembrava di essere di nuovo nel XXI secolo. Insomma, questi ultimi del libro della Carnés, quindi di Tea Rooms, potrebbero essere tranquillamente gli ultimi dei nostri giorni. Non solo gli addetti al settore ristorazione, ma anche i tanti rider, le tante persone che sono rimaste senza tutele. Quindi ecco, si vede come in meno di un secolo, dal 1934 al 2021, tutti i diritti che abbiamo acquisito e che abbiamo anche perso. Esatto, stavo per dire, infatti è abbastanza interessante questa cosa, a parte che credo ci sia una bella galleria di ritratti femminili, no? Da quanto ci hai raccontato, e questo sì, è molto attraente. E poi appunto è proprio in concomitanza con quando è che la Corte europea ha detto oggi, che i rider vanno considerati dipendenti, perché veramente in questi ultimi anni c'è stato un decadimento dei diritti e anche della dignità del lavoro, insomma, no? Per cui, e anche nella ristorazione lo vediamo, infatti ci sono intere fasce di lavoratori che sono immigrati, che sono ricattabili,
che spesso addirittura non hanno i documenti, quindi sono ancora più ricattabili, che fanno i lavori più pesanti, per esempio nelle cucine, anche di ristoranti costosi e anche in città, voglio dire, apparentemente molto evolute così. Quindi sì, sì, interessante questa cosa che dici. Sì, lascia l'amaro in bocca. Da un lato un libro assolutamente moderno, non si penserebbe che sia stato scritto tanto tempo fa. Un peccato che sia stato nascosto tutti questi anni. Ma esatto, come mai è riuscito di nuovo, è uscito fuori dai cassetti, diciamo, degli editori, dell'editore? Allora, diciamo che in Spagna, essendo la Carnés una resistente, una combattente, andando via negli anni 30, insomma, quando i repubblicani furono sconfitti, in qualche modo fu dimenticata. Poi morì purtroppo prematuramente nei primi anni 60, quindi in Spagna è stata riscoperta negli ultimi anni. E questo libro in particolare è stato pubblicato nel 2016. In Italia abbiamo la fortuna di avere un piccolo editore come Alegre, che si occupa molto di temi del lavoro, non solo con saggi ma anche con romanzi. Ha pubblicato per esempio i libri di Tassinari, tanti racconti sul lavoro, libri che riguardavano l'amianto, sia come racconti, romanzi che veri e propri saggi. E Alegre cura una collana Working Class, una delle poche che parla ancora della classe lavoratrice italiana, e io ogni tanto vado a dare un'occhiata ad Alegre perché appunto mi interessano questi temi. E Alegre l'ha riscoperta, quindi tutto qua. Noi per un caso è arrivata finalmente in Italia, ma bisogna dire che è stata dimenticata per tantissimi decenni in Spagna, quindi noi non la conoscevamo proprio. Grazie ad Alegre adesso la Carnés insomma, sta avendo un minimo di fortuna anche da noi, e speriamo che questa fortuna aumenti, ma comunque va forte la collana Working Class di Alegre, al di là di Tea Rooms. E penso che è una collana a cui io do un'occhiata periodicamente, ogni tanto mi imbatto nei libri, che siano saggi, racconti di Alegre, e probabilmente, sicuramente vi proporrò qualcos'altro in futuro, perché insomma ci bazzico sempre da quelle parti. Va bene Maurizio, può essere anche un regalo di Natale un po' diverso, no? Un po' questo libro, questo romanzo rispolverato che tratta temi tuttora validi. Assolutamente. Allora, io prima di salutare Maurizio, volevo chiederti molto velocemente, ho visto che c'è stato l'ennesimo referendum, ma voi state sempre votando? Sì, noi lo facciamo per scopo. È bellissimo, è una forma di democrazia diretta, no? Beh, bellissimo, sì, a volte si esagera anche. Abbiamo votato per la seconda volta per mantenere quelle pochissime restrizioni sul Covid che abbiamo. Insomma, noi qui soltanto il 67% della popolazione è vaccinata, con il risultato che abbiamo le terapie intensive piene. Ecco. E abbiamo una specie di Green Pass molto blando, non il Super Green Pass, il Green Pass, però insomma si applica solo in alcune circostanze. Ci sono i mercatini di Natale completamente attivi, malati ovunque, ma vabbè, abbiamo votato, quindi se non altro non le abbiamo cancellate queste restrizioni. Quindi almeno questo. Quindi avete votato per mantenere le restrizioni che c'erano già, in sostanza. Esatto, questo con il referendum. Poi abbiamo votato anche 2 iniziative. Le iniziative sono delle proposte di legge che vengono dal popolo e richiedono una maggioranza qualificata non solo dei votanti ma anche del numero dei cantoni. In quel caso una era quella di aumentare le cure infermieristiche, quindi di creare il profilo professionale, diciamo, degli infermieri. Qui non c'è un contratto collettivo vero e proprio, quindi si cerca di
di crearlo, perché insomma il Covid ha aperto gli occhi a tanti e questa iniziativa è passata. Ma c'è l'altra che forse è più stupefacente, non è passata, che è quella dei giudici federali. I giudici federali vengono eletti dai partiti, quindi immaginiamo un po' quelli che sì, i giudici sono quelli federali, insomma quelli che devono in qualche modo giudicare della bontà delle leggi emanate dal Parlamento, sono eletti dai partiti ma versano una tassa al partito, pagano una tassa al partito di riferimento, quindi non c'è, sì, questa è una cosa che non si crede, perché insomma... Davvero, guarda, sembra di leggere un libro di storia del Medioevo, vabbè. E invece è così, però dunque qual è la differenza? Che praticamente versano questa tassa al partito, non obbligatoria, ma di fatto se non hai un partito non viene eletto. La proposta, l'iniziativa era, forse un rimedio peggiore del male, proponeva il sorteggio. Quindi non è passata, in ogni caso avrebbe dato uno scossone a questo status quo, insomma, perché questo si accetta da sempre. Il motivo per cui questa legge, diciamo, uno dei motivi che hanno usato i contrari all'iniziativa è stato quello di dire sì, ma tanto i giudici sono sempre stati rieletti, tranne in 2 casi per motivi di età. Quindi come a dire, vabbè, una volta che arrivano lì poi vengono confermati, però la realtà è che sono legati ai partiti, vengono eletti in maniera proporzionale ai voti che hanno ottenuto i partiti e versano una tassa al partito. Quindi c'è una dipendenza chiara del potere giudiziario nei confronti del potere legislativo. Sarebbe un concetto sacro nelle democrazie, la separazione dei poteri, no? Sì, esatto. Maurizio, non lo so, questa sera veramente il nostro orgoglio nazionale di italiani è alle stelle, perché a partire dal Covid, pronti ad autoflagellarci, no? Invece, vabbè. No, assolutamente. L'Italia vista dall'Italia è molto migliore di quella che percepite voi, perché noi facciamo un po' di paragoni con i luoghi in cui viviamo. Che è sempre utile. Esatto, e non è mai paradiso nessuno dei luoghi, ecco. Ecco qua, seguite Maurizio su papeceblog.it e trovate vari libri che lui espone, esatto, e sono sempre molto interessanti i libri, sempre diciamo come la musica non di cassetta, no? Ma che vanno un po' nascosti, cerchiamo di scoprirli. Va bene, grazie Maurizio. Grazie mille Maurizio, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. Ciao. Forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, conchiglia di vetro e la luna falò, è sonno e la morte, credere o no, margherita di campo, la riva lontana, è il tuo papà, quella fatta a morgare, è fondata di vento, una talla talena, un mistero profondo, una piccola pena, tramontana dai monti, domenica sera. Che scende vigilia di fiera, è l'acqua di marzo e c'era, non c'era, sì e no, il mondo com'era, madama d'ore, burrasca passeggera, è una rondine notte, la cicogna, la gru, un torrente, una ponte, una briciola in più, è il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio e stare in disparte, è vero e credo, che stilla, un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, è qualcosa che brilla, il mattino che grilla, sveglia che trilla, è la legna, è fuoco, è
sole al di là, è la pioggia di marzo ed è quel che è, la speranza di vita che porti con te. Speranza di vita che porti con te, ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco, stare da soli, ma che se viene che va, è un grande orizzonte per quel che sarà, è la pioggia di marzo ed è quel che è, la speranza di vita che porti con te, ma è sì, quando tu voli, rimbalzo dell'eco, stare da soli, ma è sì, quando tu voli, rimbalzo dell'eco, stare da soli. Grazie ad Angela Milanese, La pioggia di marzo che abbiamo sentito quest'estate qui a Cassavio, ospite al Litorale Jazz Festival, sarà poi ospite anche con noi fra poco, che presenterà il suo nuovo LP, ma con noi siamo tornati nel Veneto con la nostra mongolfiera, siamo ormai vicino a casa, siamo ad Eraclea e da Eraclea abbiamo Danilo Biondi. Buonasera Danilo. Buonasera Gianluigi e buonasera anche a Rossella e agli amici che sono a casa. Buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi. Bene, abbiamo chiamato Danilo perché è consigliere comunale a Eraclea di una lista di opposizione, no? Di minoranza, non di governo, che però è riuscito a far votare un nuovo regolamento di polizia rurale dove c'è anche all'interno il divieto di fuochi e falò. Raccontaci un po' la storia com'è stata. Ma
Diciamo che il regolamento è stato portato in Consiglio Comunale io leggendolo mi sembrava giusto portare degli adeguamenti, ho fatto degli emendamenti, c'è stata un'apertura da parte della maggioranza e quindi il regolamento è stato ritirato. In seguito in commissione ho portato questi adeguamenti della legge regionale 238 del 2 marzo del 2021, dove appunto adeguiamo il regolamento di polizia rurale a queste, diciamo, linee guida, questi pacchetti di misure straordinarie che la regione ha fatto. Diciamo che dovremmo partire a monte, no? Perché la regione ha dovuto fare questo pacchetto di misure straordinarie? Perché la Commissione europea ha condannato l'Italia. Chiaramente sul problema del particolato PM10, una sentenza pesante perché l'Italia è venuta meno all'obbligo di predisporre dei piani di qualità dell'aria per diminuire, esatto. Certo, il PM10. E quindi questa sentenza della Corte di Giustizia europea è dovuta essere recepita dalla Regione. Quindi la Regione ha fatto questa delibera di giunta regionale prevedendo appunto questo pacchetto di misure straordinarie. E qui voi l'avete riaggiornato e avete messo il divieto dei falò, quelli e dei panvineri, no? Adesso se ci avviciniamo alla festa dell'Epifania, e già lo scorso anno sono stati eliminati non per il discorso inquinamento, ma per il discorso Covid. È un po' strana, no, la cosa? Sì, il pacchetto di misure straordinarie è un po' articolato e tocca chiaramente vari punti relativi al PM10. Tra questi punti c'è anche l'agricoltura che, ricordiamo, influisce pesantemente sull'inquinamento atmosferico. Che cosa dice di fatto la Regione con questa delibera? Dice che dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno non sono ammessi sul territorio regionale qualsiasi tipo di combustione all'aperto, abbruciamenti e residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio. E quindi è ad ampio spettro per abbassare il PM10. È sicuramente una presa di posizione forte, però ricordiamocelo, è figlia di una sentenza della Corte di Giustizia europea, che ricordiamoci non è solo delle direttive per la qualità dell'aria. Qui stiamo parlando di PM10, quindi di particolato che chiaramente si tra virgolette infila sui polmoni e quindi fa dei danni. La sentenza non dice anche che comunque ci sarà una sanzione pecuniaria che dopo dovrà essere suddivisa per territori. La pianura padana è sicuramente una delle regioni più inquinate d'Europa e quindi l'importo stimato per la regione Veneto è tra i 400 e i 600 milioni di sanzione. Poi chiaramente saranno minori trasferimenti dall'Europa, ecco, però il discorso della qualità dell'aria si lega anche a una sanzione che poi tutti i veneti devono pagare. Quindi, perché forse quando si va a mettere le mani in tasca, no, si diventa un po' più sensibili, però in realtà giustamente stavi ricordando, adesso al di là, l'ha detto l'Europa è cattiva, l'Europa vuole farsi fare cose, la pianura padana anche per la sua conformazione, i venti eccetera, è un'area, e anche per la densità di popolazione, di attività industriali eccetera, è inquinatissima e il PM10 fa malissimo, infatti sono molto in aumento le malattie respiratorie nei bambini
perché poi ricordiamoci che quando parliamo di ambiente non è che parliamo di cose astratte, parliamo della nostra salute, di quella dei bambini, delle nuove generazioni e quindi qualcosa bisogna fare. Ecco, forse anche l'aspetto economico ha un suo peso nel prendere decisioni. Non so, adesso hai detto barbecue, mi veniva un po' da sorridere perché sono quelle cose quasi sacre, no? Da noi. Sì, però la regione detta un periodo preciso, dal 1° ottobre al 30 aprile, perché? Perché chiaramente ci sono altri fattori che si aggiungono a questo, quindi riscaldamento, quindi poi dal 30 aprile il barbecue sarà ammesso. Tra queste tipologie, appunto, come diceva Gianluigi, ci sono i falò rituali. Ecco, è giusto anche ricordare questo punto, perché? Perché quando si brucia la veccia o fa il pane vim, purtroppo le centraline impazziscono e i valori prestabiliti dalla legge vengono superati anche di 6 volte. Esatto, alla gran lunga ogni anno ci Esatto. sono questi super ed è ogni anno sempre di più, cioè è questo il fatto. Forse una volta si bruciava un po' meno, forse c'erano meno sterpaglie da bruciare, ma si vede l'andamento di questi panvineri che ultimamente ha preso un po' piede, anche nei vari centri storici vengono fatti, non solo nella campagna. E quindi il 6 gennaio, il 7 gennaio ci sono dei valori ancora altissimi di polveri sottili che... Sì, perché la legge prevede un limite, un tetto massimo giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo. Ecco, in questo giorno i valori risalgono anche a 400, quindi in determinati territori, nel Veneto, nel Friuli, ecco, in questo determinato giorno i valori vanno veramente fuori da ogni limite consentito. Ecco, ci sono state qualche reazioni, che ne so, da parte non so, del sindacato tipo la CIA, la Coldiretti, di queste organizzazioni, o anche da parte di Proloco, associazioni che gestiscono queste feste del Panevin? Allora, le organizzazioni degli agricoltori hanno fatto un comunicato avvisando appunto che in questo determinato periodo non sono consentiti, quindi probabilmente c'è stata una presa d'atto da parte di queste organizzazioni, una presa anche di coscienza, quindi su questo punto ho letto, è brutto, magari possiamo dire, Confagricoltura ha diramato questo comunicato ricordando appunto queste limitazioni. Quindi non penso che ci sia un problema su questo punto degli abbruciamenti dei residui vegetali. Per di più ci sono anche le buone pratiche, quindi non so, i residui culturali possono essere trinciati, ci può essere l'interramento, il compostaggio, la raccolta per la valorizzazione energetica anche di questi residui vegetali. Lo so, ma sai, il contadino dice, ma abbiamo sempre fatto così, facciamo così, abbiamo sempre fatto così. Io mi sono trovato più volte a contestare questo metodo di eliminazione della legna fatta in questo genere, perché anche da noi c'è un regolamento che vieta il fuoco, l'accensione dei fuochi per eliminare la legna, però è difficile dopo controllare da parte delle istituzioni. È chiaro, perché poi se fosse solo uno, il problema è che ognuno poi si vuole accendere il suo piccolo fuoco, e il problema è poi anche fare un'analisi di cosa viene bruciato, no? Perché magari
in mezzo all'erba o altri residui vegetali magari ci scappa qualcosa, ecco. E per quanto riguarda invece i falò rituali, probabilmente ci sarà una deroga a carattere regionale, ecco. Deve essere la regione a deciderlo, no? Sappiamo tutti quanto è importante per il nostro territorio i falò, però ridurli, ecco, magari già fare questo passaggio è una cosa importante, no? Eliminare quella nebbia, no? Che prima descrivevi, sì. Perché ad esempio io il giorno dei falò chiudo casa già alle 6 di sera perché non si respira, cioè è evidente quello che succede. Consentirne sì. Pochi, magari controllati, facendo una verifica sul campo di quello che c'è dentro, è già un passaggio, no? Certo, sì. Magari anche grande, ma leggero, che diciamo c'ha meno legname pesante, quindi non continua a bruciare, perché ci sono bambini neri che bruciano per giorni e giorni dopo, nonostante gli si chieda di spegnere le ceneri, ma continuano a bruciare giorni e giorni, e c'è questa puzza, questo inquinamento, perché di fatto è un inquinamento che dura per giorni continui. E non solo c'è l'inquinamento a noi, ma ci sono tantissimi uccellini che ci rimettono le penne con questo. Nel senso più stretto del termine. Esatto. Certo. Comunque, vabbè, comunque, poi, sì. Penso che comunque sì, spiegando bene come siamo arrivati a questa decisione, penso che le persone riescano, insomma, a capirlo. Comunque secondo me è importante, è stato fatto un ottimo lavoro in commissione. Ecco, prima parlavi dell'opposizione oppure della minoranza. Ecco, secondo me la minoranza deve essere costruttiva, sempre costruttiva, e quindi mi sento più di minoranza che di opposizione. Ecco, è giusto lavorare insieme, trovare delle... No, certo, anche perché insomma se la minoranza ha buone idee è chiaro che sì. Sono sempre, suppongo, accettate da tutti, se dopo appunto c'è questo dialogo tra partiti, diciamo, tra posizioni all'interno di un comune. Certo, e questa è la politica di base, deve essere questa, lavorare insieme per il bene dei cittadini, ecco. Questo certo. è l'importante. Va bene. Vai. Bello comunque che si cominci anche nei comuni piccoli a mettere a fuoco tematiche ambientali. Adesso, al di là della decisione presa, è bello anche, credo che aiuti anche il singolo cittadino a prendere consapevolezza del problema che l'ambiente va tutelato, che l'aria va tutelata, che abbiamo bisogno di respirare aria un pochino più pulita, e quindi complimenti per questa iniziativa che è andata in porto. Speriamo che molti comuni si ispirino, perché insomma un pochino alla volta si costruisca un ambiente più adatto a tutti quanti. Anche alla fauna, che ci rende così belli i nostri cieli anche in questo periodo, cioè uccellini che volano da tutte le parti, e quindi anche loro, insomma, che possano respirare e vivere. Sì, penso che appunto adesso ci voglia appunto questo fatto educativo, questa informativa sul perché adoperare certe cose e toglierne altre, no? Beh, sicuramente. L'importante è spiegarlo bene. Poi comunque è anche il buon senso, insomma, averne uno piuttosto di tanti incontrollati, e penso che non sia così difficile da passare, sì, questo. Esatto. E la pesta si fa lo stesso, insomma, forse anzi sì. è più
partecipata, perché si è tutti radunati attorno ad un unico falò. L'importante è che, secondo me, la cosa più importante è che è più controllata, no? Abbiamo coscienza di quello che c'è all'interno di un singolo falò. Averne tanti incontrollati chiaramente ci porta a una distorsione, insomma. Certo, beh, sai, da noi c'è la gara dei falò, c'è anche un premio a chi lo fa, quindi forse è un po' difficile fargli capire che forse questa gara... Magari il premio si potrebbe togliere intanto, no? Come prima iniziativa. Esatto. Va bene. Va bene, Danilo. Complimenti, grazie. Grazie, magari ti chiamiamo perché già abbiamo ad Eraclea Valle Ossi questo grosso problema. Competitor. Questa cosa, perché è da tanto, no? Sarà 15 anni che si parla di Valle Ossi. Ma sì, forse anche di più. Forse anche di più. Forse da metà degli anni 70 addirittura. Sembra che prenda piede, no? Territorio. Sì. Beh, sì. La ditta proponente ha detto che nel aprile 2024 dovrebbe essere già operativo una parte del villaggio. Vabbè, cioè dobbiamo ridurre di 1,5 gradi di gradi del pianeta, non so, qua aumentano di più le costruzioni anche... Però non hanno detto che bisogna diminuire il cemento, quindi... Va bene, dai, Danilo, parleremo anche di questo. In realtà, Rossella, si discute, no, della riduzione del consumo di suolo, è un'altra tematica molto, molto importante. Certo. Credo che ne parleremo fra poco, una delle prossime puntate, con una consigliera regionale, quindi sì. Va bene. È una tematica che ci sta molto a cuore. Sì. Grazie mille. Grazie. Va bene, grazie mille e ci sentiamo. Grazie, buonasera. Grazie Danilo. Grazie. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie, le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è? Se manchi tu. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé tra le signore che fanno la spesa, le auto veloci si dispiega, non c'è più tempo che la fermerà. Ci credi o non ci credi, ma è lo slancio a dare inizio ad ogni movimento. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto. Rosalina, tutto il giorno in bicicletta e fino a sera, chissà il colpacci poveretta e fino a sera, chissà che pieni gonfi avrai. Rosalina,
facci grassottina. Domani è un altro giorno e si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai. Beato te, sì, beato te. Io che amo solo te. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Baciami vicino sulla bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, ma questi baci che li devo dare? Mia bimba birichina, tu sei bella sbarazzina, quale tentazione sei per me? Ma questa tentazione che cos'è? Bie bu, cara sillaba con me. Bio bu, sono tanto deliziose queste sillabe d'amore. Baciami vicina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci quanti. Tornati e avete visto i promo e con noi questa sera c'è Angela Milanese. Buonasera Angela, ciao. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, bentornata. Grazie. Ecco, come sapete, ormai è un po' di tempo che lo scorso anno chiamavamo i cuochi a darci le ricette. Quest'anno chiamiamo i cantanti a farci Siamo dire. da una parte all'altra. Durante il lockdown ci si dava dentro con la cucina, no? Sì, E quindi- esatto. E Angela Milanese che ha preparato un nuovo disco, no? Raccontaci questo ultimo lavoro tuo. Sì, è un lavoro appunto che in realtà nasce live e che ha poi trovato la possibilità, insomma, di essere fissato in un disco, ma il disco è appunto tratto da un concerto live realizzato 2 anni fa ormai, quindi poco prima della pandemia. E un concerto particolarmente riuscito e ben registrato, pertanto ci sembrava insomma sprecato. Eravate quasi obbligati, insomma, a Sì, fare. diciamo che era sprecato tenere questa registrazione di questo concerto in un cassetto, no? E allora abbiamo proposto all'etichetta Caligola di stamparlo e loro hanno accettato con grande entusiasmo e quindi insomma noi continuiamo a portare in giro questo live, però anche con un disco in mano. E anche se diciamo nel live adesso abbiamo aggiunto anche un quinto elemento che ha dato maggior ricchezza insomma al progetto, con tutti i musicisti molto bravi. E quindi ad esempio siamo reduci di un concerto di presentazione del disco che si è tenuto venerdì scorso al Teatro del Parco Bissuola qui a Mestre ed è stata una serata bellissima, Uh-huh. e con grandissimi feedback insomma positivi da parte del pubblico, grande emozione, insomma è stata veramente una bellissima serata. E abbiamo venduto un sacco di dischi, quindi sono proprio felice. Bene, esatto. Sì. Bene, Sì. il disco che raccoglie 10 brani, mi pare, no? Che tratte da varie canzoni italiane, un po' riarrangiate, un po' in metodo jazz, swing, così, e riproposte da te e dal tuo gruppo. Certo, sì. È la storia, vuole essere un po' la storia del Novecento italiano attraverso le canzoni, convinti insomma che le canzoni a volte sappiano raccontare anche più di quanto sanno fare i libri di storia, nel senso che abbiamo così ripercorso la storia della canzone italiana dagli anni 30-40 fino ai nostri giorni. Per i nostri giorni abbiamo inserito dei brani miei originali, ma abbiamo poi ripercorso dagli anni 30 ai nostri giorni vari decenni, per cui con canzoni insomma degli anni 40, 50, 60, 70 fino appunto agli anni 90.
e dietro ogni canzone si racconta un po' la fotografia di una società, no? Di una immagine culturale, insomma, dell'Italia, e ovviamente molto legato anche al periodo storico, ovviamente. E quindi le canzoni ci permettono di conoscere ancora meglio, no? La storia della società italiana, sorretta anche un po' dal libro che ho letto tempo fa di Gino Castaldo, che si intitola Il romanzo della canzone italiana, un libro stupendo che consiglio di leggere a tutti, dove appunto con grande sapienza, intelligenza, Castaldo appunto analizza i vari periodi della musica italiana, per cui spesso durante lo spettacolo mi rifaccio a queste analisi molto intelligenti, insomma, di Castaldo, che devo dire sa scrivere anche molto bene. Non mi aspettavo, insomma, una così grande sapienza anche, no? Nell'analizzare l'evoluzione e lo sviluppo della musica italiana insieme quindi alla cultura. Che musica italiana adesso sta prendendo piede, no? È molto ben apprezzata anche fuori, insomma, lo è sempre stato con i brani classici, ma ultimamente sta prendendo piede. Sì, diciamo che ovviamente qui abbiamo a che fare con i classici, no? Sì. Quelli che non so dire se oggi abbiamo ancora queste grandi canzoni, no? Perché si parla ovviamente non di musica commerciale e basta, Sì. ma tanta musica d'autore, no? E adesso c'è un po' l'impressione che sia tutto livellato abbastanza a livello commerciale, no? E per andare alla ricerca di cose un po' più d'autore si va un po' più nella nicchia, no? Certo, sì, bisogna ricercare. Noi ne troviamo ogni tanto anche di giovani artisti che intervistiamo, che sono veramente bravi e sono cantanti proprio, cantanti non con la patata in bocca, ma che cantano. Certo. Li avete ospitati nella vostra... Sì, noi facciamo un'intervista ogni settimana, stiamo facendo... Scouting. A proposito, con uno di questi abbiamo parlato del fascino, ma anche della difficoltà legata al vinile. Sì. Quindi ti volevo chiedere, questo disco che avete prodotto, che avete pubblicato, su che supporto lo troviamo? Ovviamente è in tutte le piattaforme digitali, da Spotify ad Amazon, YouTube, lo trovate ovunque, e quindi c'è questa distribuzione digitale che è ormai necessaria e viene prima di tutto, ma poi è uscito anche in forma quindi concreta in CD. Non è stato stampato in vinile. Il vinile è un'operazione insomma parecchio costosa, e diciamo anche come distribuzione, suppongo, no? Per la vendita del vinile è un po' troppo... Sì, e diciamo che i CD si stampano in poche copie ormai, perché la gente non ha, addirittura non è più neanche il supporto. Esatto. Tante persone mi dicono, ma non so poi come come ascoltarlo. È incredibile questo, perché poi non si rendono conto che l'oggetto proprio disco, con tutte le liner notes interne, quindi la spiegazione del progetto o i nomi dei musicisti, e su Spotify non trovi assolutamente, o le date, i luoghi di registrazione, il racconto di come è nato il progetto, i ringraziamenti, i titoli delle canzoni, come posso dire, anche i testi delle canzoni ovviamente. Sono nei supporti digitali, e un disco va invece vissuto, no? Preso in mano, aperto, cioè è un incontro quello dell'ascoltatore con il disco. Potrebbe essere, ecco. E anche un ricordo, sai dove hai messo il disco, no? Mentre tu non sai dove hai messo il file. Io ho comprato il tuo racconto italiano in file su Amazon. Okay. E so che ce li ho dentro al computer.
Però non è la stessa cosa, per ascoltarlo deve accendere il computer, andare a cercare i file e ascoltarli. Mentre con il disco sai dov'è, vai alla ricerca, lo prendi e lo metti. È tutto un altro modo di ascoltare proprio anche la musica, no? Sì, ma infatti devo dire che io ho ricominciato a comprarli i dischi. C'è stato un periodo in cui in effetti quasi non li compravo più. Invece ho ricominciato a comprarli, anche andare alla ricerca di dischi vecchi che non si trovano in Spotify o in altre piattaforme, ma li devi assolutamente ordinare perché magari non sono entrati nel catalogo digitale, no? E quindi ho dovuto ordinarli, farli arrivare magari dagli Stati Uniti no? Ecco, però quando arriva è bello, no? Apri il pacchetto e hai il tuo disco in mano. Esatto. Bene, altre proposte che hai in mente, future? Guarda, in realtà, intanto adesso stiamo promuovendo appunto il disco, anche perché sono stati 2 anni un po', no, di mettere di fermo. Di congelamento, per cui tanti progetti sono rimasti un po' lì, no? Ad aspettare di essere realizzati. In realtà intanto stiamo promuovendo appunto questo disco e sto in qualche modo tenendo a freno invece altri progetti che ho. In particolare avrei un altro disco da fare che dà un po' seguito ai miei lavori precedenti sulla tradizione veneziana, che non so se voi conoscete. Voilà. Io ho tutto qua, no, la gente non vede, ma ho tutto qua. Ok, perfetto. Sì, io negli anni scorsi, insomma, negli anni passati ho dedicato più di un progetto alla rielaborazione della tradizione veneziana. Ultimamente, durante i 2 anni di lockdown, ho avuto la brillante idea di iscrivermi al conservatorio per conseguire la laurea magistrale, no? in canto jazz. E quindi per diciamo la laurea, il concerto di laurea finale e la tesi, ho praticamente realizzato un'ulteriore ricerca sull'approccio jazz alla tradizione veneziana. Esatto. Beh, Quindi interessante. ho scritto una tesi che è un po' tra la ricerca etnomusicologica e la ricerca appunto musicale. E ne è venuto fuori un bel libro, insomma, e poi ho riarrangiato altri brani, alcuni che erano già presenti nel primo disco Peregrinazioni Lagunari, altri nuovi, e quindi diciamo l'editore che aveva stampato il primo Peregrinazioni Lagunari, che è appunto l'etichetta La Nota di Udine, specializzata in lavori appunto di etnomusicologia, mi ha detto che vorrebbero pubblicare praticamente la tesi in questo formato di CD book, quindi un libricino, un libro insieme al CD, quindi con nuovi arrangiamenti dei brani veneziani oppure nuovi brani appunto che non sono nei 2 dischi precedenti. E quindi questa è stata una bella soddisfazione. Complimenti, veramente. Perché insomma si tratta comunque di dare un valore a un lavoro che ho fatto, insomma, non inizialmente per essere pubblicato, ma così era il compimento del percorso di studio, no? Però in effetti, insomma, cercando anche il materiale per questa tesi, ho scoperto che ho dovuto contattare dei musicologi, ad esempio, che mi dessero appunto del materiale di studio, e ho scoperto che in realtà molti di questi citavano il mio lavoro e lo portavano proprio a lezione, no? Beh, complimenti. No? Perché comunque è un lavoro anche culturale, anche questo come
come racconto italiano, no? Cioè non si tratta solo di un concerto, no? O comunque di un disco, ma c'è evidentemente questo approccio anche di ricerca che dà, come dire, una sfaccettatura diversa, ecco, al lavoro dei musicisti, no? Che dà come, ecco, una profondità, ecco, di altri significati. Sì, poi quando appunto c'è una ricerca, la canzone appunto è più profonda, è più completa, è più curata, no? Sì, prende un altro valore, no? Esatto, sì. Va bene, Angela, grazie per questo tuo intervento. Spero di non essere stata troppo pedante. No, figuriamoci. No, Poi noi assolutamente. abbiamo la mongolfiera che va su e giù, quindi non abbiamo esatto, nessun problemi. problema. Esatto. Va bene. Va bene. Complimenti davvero per il tuo lavoro. Allora, il tuo disco lo trovate, lo potete prendere, comprare i file dappertutto. Se volete il disco, c'è anche il disco, forse no, forse il disco lo trovano solo su Caligola, suppongo. Su Caligola, sì, sul catalogo di Caligola, oppure scrivetemi su Facebook o su Instagram in privato e in qualche modo ve lo spedisco. Bene. Se volete appunto il disco Esatto. fisico proprio, costa 10 euro, ha una bellissime foto, oltre che, voglio dire, un bel contenuto, ci sono anche delle belle immagini, sono le foto del fotografo Diego Landi, che ormai mi segue ormai da 30 anni. E anche delle belle, come dire, liner notes interessanti e quindi ve lo consiglio. Bene, allora dopo metteremo anche il link su questa trasmissione, il tuo link, e così ti scrivono e si comprano il disco. Perché tra poco è Natale, no? Sì, esatto, perciò fate presto. Va bene, ciao Angela, grazie mille. Grazie, in bocca al lupo. Ciao. A voi, ciao. Un bacio a te, l'amante delle cause perse. Un bacio a te che hai ritrovato le risposte. Un bacio a te che ti rivedi da bambino sulle spalle di giganti che ora ti seguono dal cielo. Un bacio a te che sbagli tutte le tue mosse. Un bacio a te intrappolato tra le onde. Un bacio a te che fai comizi per campare a chi non ha più voglia di puntare sull'amore. Un bacio a te che mi hai cresciuto col sorriso. Un bacio a chi nei matrimoni era l'intruso. Un bacio a te che te ne fotti se sbagliato e chi molto spesso non è stato il ben voluto. E chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare. Un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome, ma tu baciami più forte perché mi servirà. Che sono una causa persa, una bellissima festa. Di domani non ho certezza, di domani non ho certezza. bacio a te che mi saluti da lontano e quelle rughe del sorriso nelle foto. Un bacio a tutti quei ricordi che ho strappato, ma ricordo ancora le parole su quel muro. Un bacio a te che perlomeno ci hai provato e che un bel giorno sei svegliato ed è sparito. Per cambiare il tempo non ci vuole un grande piano, ma la convinzione che quel sogno è ancora vivo. Un bacio a te che preferisci ancora un libro, un bacio a chi combatte il sacro col destino, un bacio a tutte le stronzate che sparate e chi nei porno cerca ancora il lieto fine, e chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare. Un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome, ma tu baciami più forte perché mi servirà.
una bellissima festa, ti domandano certezza, ti domandano certezza. Quando mi dirai che sono un fallito cronico e che ho perso le occasioni, treni e chiavi per aprire quelle porte che sceglievi tu per me, senza la consapevolezza che difenderò la libertà tenendola distante da voi. Ecco qua, anche il diplomatico, il collettivo Ninco Nanco ci hanno fatto ascoltare il suo pezzo, Una bellissima festa. È una bellissima festa anche questa trasmissione ormai, no Rossella? Ormai La festa è siamo, finita. la festa è finita. Solo per questa sera però, Sì. E niente, la nostra mongolfiera a questo giro non ci ha fatto Nessun scherzetti. problema. Esatto, Volevamo chiedere ai matematici la storia del vento in poppa. Ah, già, è vero, ci siamo dimenticati. Ma li ritroviamo. Li ripeschiamo e ce lo racconteranno. Bene. Grazie per averci ascoltato, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno nei prossimi giorni in podcast su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Anche noi, le nostre sono gratuite, si può ascoltare gratuitamente. Le nostre si possono ascoltare all'infinito. E vale anche la pena di ripescare qualche puntata vecchia. Certo. Perché per esempio abbiamo trovato delle ricette buonissime che abbiamo subito realizzato. Le ricette sono sempre buone, quelle che diamo noi di Radio Nostra sono sempre al top e anche facili come esecuzione. Sì. Ecco. Quindi potete andare, si potrebbe fare un collage delle ricette, però ci vuole un po' di lavoro da fare. Lo faremo quando andremo in pensione. Vi ricordo che c'è sempre la rubrica settimanale Nota sulle note di Lorella Micheli Turchetto, che è al giovedì sera, la potete trovare già nei podcast audio, solo sui podcast audio, non su YouTube. E basta. No, basta. E poi vorrei dire una cosa, vorrei dire che sabato è stato un pomeriggio bellissimo, entusiasmante, perché c'è stato l'Open Day della scuola di musica di Cavallino e io sono andata a curiosare e c'erano un sacco di bambini e la cosa carina è stata che sono arrivati 2 genitori con 2 bambini piccolissimi e allora qualcuno ha detto ma sarebbero un po' piccoli questi bambini e i genitori hanno detto ma è per noi, vogliamo noi imparare qualcosa. E c'erano tantissimi strumenti in mostra. C'erano i maestri che spiegavano, facevano provare, eccetera, e così è sempre bello vedere l'amore, l'interesse per la musica anche di bambini molto piccoli che si stavano divertendo un sacco perché insomma, giustamente è anche un gioco. Sì. Ecco, quindi la scuola di musica comunque c'è. Art Time School, dove c'è anche la rete che fa parte di questo progetto, questo lavoro. E sì, le iscrizioni sono sempre aperte, c'è la pagina Facebook, andate a vedere là, c'è anche un sito internet, ma è tutto collegato, quindi se siete interessati... Art Time School, inizieremo a gennaio con le lezioni, quindi c'è ancora tutto un bel mesetto a Cavallino. Le lezioni le facciamo alla Pascoli, al Centro Culturale Pascoli di Cavallino. Cavallino. Esatto. Benissimo, abbiamo dato tutte le coordinate. Sì, questo mi era passato, grazie per averlo ricordato. Perché è stato proprio bello. Sì, è stato bello e il 21, diamo un'anteprima, sarà un altro Open Day, sempre il 21, sempre lì alla Pasqua, però anche con un concertino fatto dagli insegnanti musicisti.
per far sentire un po' gli strumenti assieme come suonano, cosa viene fuori in queste ricette musicali, no? Bellissimo. Ecco. Bene, grazie a tutti. Abbiamo raccontato tutto, mandiamo la nostra bella sigla finale con City Bandeland. Anzi, City Bandeland, aspetta un attimo che abbassiamo un attimo la sigletta finale. Vi ricordo City Bandeland il 19 dicembre suona alla Rotonda di Cassavio, quindi venite con i loro brani natalizi, anche quello è da ascoltare un po' di bella musica. Ciao a tutti. Alla prossima. Take my arms, I want to lose your goodbye. Love me without a crime. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So baby, take hold of me. Take